Lo stato di salute della sanità in provincia di Agrigento è questo il tema di un interclub tra tutti gli 8 Rotary Club dell'area Acragas che si è svolto nella serata di ieri. Tanti e qualificati gli interventi in programma moderati dall'onorevole Michele Cimino, tra cui quello del direttore generale dell'ASP, dottor Lucio Ficarra. A portare salute ai convegnisti il segretario del distretto 2110 Sicilia-Malta Santo Spagnolo e il neopresidente del Rotary di Agrigento Maurizio Alletto. Noi abbiamo intrapreso questa iniziativa proprio per stimolare un attimo i media e gli addetti ai lavori a cercare di fare meglio rispetto a quello che già fanno. Certamente sarà un argomento stasera abbastanza variegato, ho visto già molte persone del settore che sono presenti, quindi vuol dire che l'iniziativa è andata bene e vuol dire che abbiamo avuto un certo richiamo da parte degli amici e dell'assessore e di tutti i componenti. Che dire, speriamo bene che questa iniziativa va bene per la comunità, in modo che il Rotary è presente per il suo intendimento. Il mondo del Rotary vicino al mondo della sanità. Il mondo del Rotary sicuramente è vicino alla sanità, lo ha sempre fatto, dimostrato, e il distretto che in questa sera io rappresento a nome del nostro governatore Giovanni Vaccaro è presente e si fa promotore di tutte le iniziative che riguardano la salute, tant'è che abbiamo quest'anno pubblicato anche un libro che uscirà tra qualche settimana che si chiama Sapori e Salute, proprio si rifà, ecco, anche a questo filone della salute, nella nostra distretto 2110. Avvicina al mondo della sanità, un mondo in cui le emergenze sono tante anche nel territorio che lei dirige. Le emergenze in sanità, diciamo, sono il pane quotidiano. Noi dobbiamo invece fare in modo che la gente percepisca che c'è in atto una fase di cambiamento, che stiamo cercando di rivoluzionare tutti i servizi sanitari a iniziare dai pronti soccorsi. È da poco che mi sono insediato, già abbiamo posto in essere tante iniziative, abbiamo cambiato i vertici di alcune strutture sanitarie. Ritengo sia importante sentire le associazioni, i club service, il mondo del sindacato per affrontare le emergenze della sanità agrigentina nella consapevolezza che i nostri nosocomi devono essere potenziati, i nostri pronto soccorsi devono poter realmente dare all'utenza un servizio di immediatezza e puntare anche alla creazione di un'unità per quanto concerne le malattie infettive, perché la nostra provincia nel tema dell'immigrazione clandestina è la provincia maggiormente interessata.